E naviga, naviga via, verso un mondo impensabile ancora da ogni teoria. Naviga, naviga via, del suo cuore la Niña, la Pinta e la Santa Maria. Era ricco, forse povero, conquistato e conquistatore, italiano, spagnolo, ebreo, corso, portoghese. La verità è che su di lui è stato detto tutto e il contrario di tutto. Ma continua a puntare l'ignoto con lo sguardo corsaro. Non era nato a Genova nel 1451, ma a San Luri nel 1436. Non si chiamava Cristoforo Colombo, ma Cristoval Colon. Non aveva umili origini, ma era figlio di Salvatore da Siena Piccolomini e di Isabella Alagon di Arborea. Trascorse la sua giovinezza tra Oristano, Tortolì e Castelsardo, dedicandosi alla scienza e alla nautica. E qui, in Sardegna, tra le mura del castello di San Luri, che progettò la grande impresa, la più grande di sempre. E naviga. Può sembrare la fantasia di qualche storico improvvisato oppure uno dei numerosi tentativi per garantirsi la stessa origine di Colombo, ma la studiosa spagnola Marisa Azuara per arrivare a questa conclusione ha impiegato anni di studio in giro per l'Europa, ha setacciato palmo a palmo la Sardegna per regalare all'isola la storia del mitico navigatore. Cristoforo Colombo è genovese, primo di tutto, questo si deve dire. Me è un genovese della isola di Sardegna. Io porto i documenti, io dico questo è trovato e questo è il mio analisi. Ancora più, la unica città che ha fondato il suo figlio il Nuovo Mondo, a Giamaica, l'ha appuzzato Oristano. Ma li aspettano fame e rimorso. La studiosa aveva scritto un saggio già nel 2007 e oggi torna con un nuovo libro dedicato al Colombo sardo. Ma lei, instancabile sostenitrice di Cristoval Colon, è pronta anche a chiedere il confronto del DNA di Colombo con quello di un suo discendente sardo. La storia della Sardegna, lo ha detto prima di Dante nella Divina Commedia, è la chiave per comprendere la storia d'Europa. Io credo aveva ragione Dante. E con un circo illusorio si illumina l'America.